Ben ritrovati ancora in diretta dal padiglione 5 di Fieracavalli, lo stand della FISE Veneto, e andiamo oggi ora a parlare di endurance, un anno da incorniciare, e ora capiremo perché. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti. Qui con me c'è Camilla Coppini, tecnico endurance, ma tecnico con una carriera che poi avremo modo di discutere, di parlare. Ben trovata Camilla. Grazie a tutti. Do il benvenuto a Lucrezia Bellaccini, anch'essa atleta di endurance, ben trovata. Grazie. E poi do il benvenuto ad Anna Ginetto, anch'essa atleta, buongiorno Anna. Buongiorno, e a Fabrizio grazie. Cecchin, atleta e tecnico endurance, ben trovato. Allora, comincio da Camilla. Allora, se ci sentite un po' urlare, perché qui intorno davvero c'è un'esplosione di situazioni, di premiazioni, di contesti, di divertimenti, e quindi siamo costretti ad alzare un po' la voce per capirci anche tra di noi. Allora, Camilla Coppini, campionessa italiana junior e young rider endurance 2019, ma poi medaglia di bronzo a squadre ai campionati del mondo Young Rider 2019, vice campionessa italiana assoluta 2020, ma tecnico. E a luglio è stato fatto proprio un master di crescita tecnica dedicato all'endurance, 5 giorni di full immersion. Vorrei che ce ne parlassi Camilla e che ci raccontassi anche che esperienza è stata. Allora, intanto ci terrei a ringraziare il Comitato FISE Veneto appunto per questa opportunità che ci dà sempre per poter far crescere questa disciplina, di poter lavorare appunto con i giovani per permettere appunto uno sviluppo di quello che è l'endurance all'interno del Veneto e non solo. È stato effettuato appunto questo master di crescita, si è svolto in 5 giornate dal 14 al 18 di luglio, e in particolare per questo master sono state selezionate 2 ragazze, in questo caso Lucrezia e Livia, appunto, che vengono dalla Toscana, che però per quest'anno appunto si sono affiliate con del team appunto facente parte del Comitato Veneto. Diciamo che questo è un master che ha voluto improntarsi maggiormente su quella che è appunto una crescita tecnica. La scelta è stata appunto quindi quella di 2 ragazze giovani, in particolare abbiamo Lucrezia con noi che insieme a Domizio rappresenta un binomio di maggiore esperienza rispetto a quello che era invece Livia insieme a Nicheri Bosana. Tra l'altro, scusami Camilla, stiamo vedendo proprio in onda le immagini che abbiamo girato noi di Ride TV proprio in occasione di una di queste 5 giornate che si sono svolte al centro sportivo di allenamento del Garda Endurance Team a Peschiera del Garda, se non sbaglio. Sì, si è svolto tutto quanto all'interno della nostra struttura. Le ragazze hanno avuto modo di poter effettuare questo master portando il proprio cavallo. Si sono quindi appoggiate alla nostra struttura e nel momento in cui è stato effettuato un lavoro e una scelta sul tipo di allenamento e sulle attività appunto da affrontare durante questi 5 giorni, la cosa principale che io ho chiesto alle ragazze è stato quello di raccontarmi un po' il back storico dei loro cavalli, del loro binomio, delle gare che avevano già affrontato e di quali erano appunto le attività future che volevano andare ad affrontare come binomio. Entrambe avevano in programma di correre la settimana dopo rispetto al master a Città della Pieve. Posso ritenere anche che sia andata piuttosto bene perché Lucrezia appunto ha vinto l'edizione di Città della Pieve nella 120 km riservata agli Young Rider e appunto andando ad affrontare questo argomento e scegliendo quale dovesse essere appunto il livello di preparazione per affrontare questa gara, abbiamo poi steso un programma sia dal punto di vista vero e proprio dell'allenamento su questi 5 giorni, ma siamo andati anche ad affrontare delle lezioni, possiamo definire teoriche, sul come affrontare effettivamente la gara, quindi andando ad affrontare argomenti come l'alimentazione pre-gara, l'attività magari di mascalcia per affrontare le varie gare, come può essere una preparazione prima di allenamento e poi il tipo di ferratura che è necessario appunto
andare ad effettuare sul cavallo per affrontare magari una gara di 120 km come quella che è andata ad affrontare Lucrezia. Ma anche Camilla, scusami se ti interrompo, so che è stato dato grande importanza a tutti quegli aspetti mentali, psicologici, Esatto, proprio dell'attività abbiamo sportiva. affrontato. Perché è importante affrontare questo aspetto? Allora, diciamo che quando si va a considerare questi aspetti, soprattutto magari con cavalieri giovani, subentrano delle condizioni magari anche di emozione nel momento in cui si va a affrontare una competizione magari di calibro internazionale. Quindi siamo andati a trattare appunto quanto sia fondamentale una preparazione non solo del binomio dal punto di vista atletico del cavallo, oltre che di una preparazione fisica del cavaliere, ma anche di una preparazione vera e propria mentale dell'atleta, sia precedentemente alla gara ma anche durante. Certo. E allora chiedo proprio a Lucrezia com'è stata questa esperienza, perché già nel tuo salutarci prima abbiamo sentito un accento che non è proprio veneto, però sei tesserata con Fise Veneto, ma sei toscana, è corretto? Sì, esatto, vengo da Siena, però quest'anno ci siamo tesserati in Veneto e quindi fortunatamente ho avuto la possibilità di poter partecipare a questo master. E com'è andata? Perché vogliamo proprio capire questi 5 giorni che esperienza ti hanno lasciato, che cosa ti sei portata a casa? È stato interessantissimo poter vedere come lavorano Camilla e Caterina durante gli allenamenti. Sicuramente un aspetto molto importante che mi è rimasto è la programmazione, perché mi ricordo che è importante programmare, appuntare qualsiasi cosa per poter Certo, ma e poi anche un altro aspetto importante è il fatto che soprattutto in questa disciplina, nell'endurance, il rapporto con il cavallo è proprio alla sua massima espressione, è un rapporto molto profondo. Confermi che sia così? Sì, assolutamente, assolutamente, perché passiamo in sella veramente tante ore, non solo in gara ma anche per gli allenamenti, e quindi penso che si riesca a creare un rapporto proprio, nel mio caso, di amicizia vera proprio. Come si chiama? Tu hai un tuo cavallo? Domizio, Come si chiama? Domizio. Quindi hai un rapporto molto bello col tuo cavallo? Spero di sì. Che sei riuscita anche ad accrescere magari grazie anche a questo master e ai consigli che sono stati dati. Sì, assolutamente. È vero, Camilla, che a volte in questo sport tra il cavaliere e il cavallo l'intesa è talmente profonda, la sinergia è talmente profonda che si corre quasi alla stessa frequenza cardiaca? Allora, così si può dire, nel senso l'endurance è una disciplina che va a coinvolgere comunque numerosi aspetti, sia dal punto di vista naturale, in quanto ci si deve confrontare non solo con le proprie emozioni, le proprie capacità, la propria concentrazione, ma anche con quella del cavallo, saper conoscere quindi i suoi limiti, fin dove si può, passatemi il termine, spingere per poter raggiungere un determinato risultato, e questo lo si può fare solamente nel momento in cui si conosce il soggetto con cui si lavora, nel momento in cui c'è appunto un duro lavoro precedentemente a quella che è appunto la competizione, oltre anche a dover sapersi rapportare con quello che è l'ambiente esterno, perché comunque le nostre discipline non si svolgono in un'arena chiusa come possono essere per tutte le altre discipline equestri, ma ci troviamo appunto all'aperto, e quindi l'attenzione che deve essere posta a quelli che sono tutti gli eventi esterni è comunque fondamentale. Certo, e questo è fondamentale soprattutto quando si gareggia, quindi insomma c'è una competizione anche importante, e dicevamo che per l'endurance è stato davvero un anno da incorniciare, perché è una disciplina che sta richiamando sempre più sportivi, più cavalieri, una disciplina che piace sempre di più. E qui passo a Fabrizio Gecchin e ad Anna Ginetto. Anna Ginetto ha 14 anni, è giovanissima ed è la più giovane dell'intero gruppone veneto per quel che riguarda l'endurance, e tra l'altro Anna ha fatto parte della formazione che è scesa in campo per la categoria debuttanti. Com'è andata? Allora, è andata molto bene.
perché è stata innanzitutto la prima esperienza importante da senior e avevo una squadra molto forte, mi fidavo ciecamente di tutti e ognuno aveva naturalmente un bellissimo feeling con il proprio cavallo, ma soprattutto c'era molta intesa tra tutta la nostra squadra e quindi siamo riusciti, diciamo, a portare a casa un buon risultato. Com'è gareggiare a squadre? Ti piace? Sì, mi piace molto perché riusciamo comunque a non facciamo solo noi il risultato, ma dobbiamo capire che il risultato poi bisogna portarlo di squadra, quindi bisogna concentrarsi ancora di più, secondo me, rispetto a una gara che si fa individuale per il proprio team, insomma. È molto più, cioè mi fa orgoglio aver partecipato a questa manifestazione e insomma mi sono trovata bene con tutta la squadra. Chiedo anche a Lucrezia la stessa cosa. La squadra che ruolo ha quando si gareggia? Sicuramente molto importante perché ci si deve coordinare tra tutti per riuscire a fare il miglior risultato, e solo se c'è un feeling non solo tra appunto cavaliere e cavallo ma anche tra i vari binomi, sicuramente sarà molto più facile ottenere un risultato buono. Fabrizio Cecchin, che cosa possiamo dire di questa ragazza che è così giovane, ha già debuttato in gare importanti e anche qui in diretta con noi? Diciamo che è una soddisfazione vedere da senior datato, è una soddisfazione vedere questi giovani che crescono e crescono con una certa qualità, quindi il vedere anche quest'anno alla Coppa delle Regioni una squadra di 15 binomi con molti giovani è una soddisfazione enorme, quindi diciamo che siamo contenti di questo come regione, ma soprattutto per la disciplina in generale. Ecco, una Coppa delle Regioni che ha visto il Veneto conquistare l'oro a squadre, se non sbaglio. Il Veneto ha conquistato un individuale nella CMB, nella 90 km, e l'oro a squadre della 90 km. Per un banale errore, quanto grave errore di una delle tre squadre, diciamo che non siamo riusciti per il terzo anno a portare a casa la Coppa delle Regioni come Veneto. Però sulla carta possiamo dire che con i risultati ottenuti, con i tempi ottenuti, avremmo meritato la Coppa delle Regioni. Questo, io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi sta a significare questo, che come regione abbiamo dei binomi molto forti, la disciplina sta crescendo e quindi Coppa delle Regioni a parte, diciamo che siamo soddisfatti del nostro livello, sicuramente. C'è tanta qualità, no? in questo sport, sta migliorando in questa disciplina, nei binomi che abbiamo visto alla Coppa delle Regioni, ma in tutte le manifestazioni di endurance che sono state organizzate. Sì, diciamo che sia a livello regionale che a livello internazionale. Qua abbiamo una degna rappresentante che è Camilla e anche Lucrezia di gare internazionali. Abbiamo delle soddisfazioni enormi. Questo è una cosa utilissima per quanto riguarda i giovani, perché hanno uno specchio davanti, hanno un esempio da seguire e significa che con l'allenamento, con la costanza e soprattutto con la serietà certi obiettivi si riescono a raggiungere sicuramente. Il valore della squadra, no? Quello che dicevamo prima, è davvero fondamentale, perché quando si gareggia da soli, da individualisti sia da soli, ma il supporto della squadra è davvero fondamentale. Sì, diciamo che sfondi una porta aperta. Io ci tengo in modo particolare alla Coppa delle Regioni, al concetto di squadra e diciamo che è una cosa totalmente diversa. Gareggiare in modo individuale ti porta a ragionare per te stesso, per il tuo cavallo, per il tuo team, per la tua assistenza, e invece la Coppa delle Regioni, una gara a squadre, secondo me vai addirittura oltre, ma molto oltre di quello che puoi dare singolarmente, se senti l'appartenenza alla squadra. Appartenere e essere selezionato per rappresentare la propria regione con una squadra è una cosa che ti dà
ancora più forza, ecco, Certo. e agonismo. Certo, la squadra, insomma, dicevamo, è davvero un punto di riferimento importante. Endurance, che dicevamo, è una disciplina che sta crescendo sempre di più, che richiama sempre più appassionati. Come mai, secondo lei? Ma diciamo che è una disciplina che si pratica, secondo me, un valore aggiunto è praticarla all'aperto, si è a strettissimo contatto con la natura, non si è ristretti in un campo gara, in un capannone, mettiamola così. E Queste, quindi tra anche l'altro, questo, scusa se ti interrompo, Fabrizio, sono le immagini dei campionati italiani, no? sì, Che si sono svolti anch'essi in Veneto. sì, in casa Quindi Garda Veneto Endurance. davvero Il Veneto, si organizzano manifestazioni davvero di grande interesse e di pregio, insomma, in questa disciplina, ma poi in tutte le altre che avremo modo di raccontare in questi giorni a Fiera Cavalli. Prego. Abbiamo dei comitati organizzatori molto validi, molto importanti. E incrociando le dita avremo nel 2022 i WEG, Isola della Scala, come organizzatore appunto il Garda Endurance Team, e questo ci fa un grande onore. Saremo pronti per questa sfida. Ecco, che cosa possiamo dire su questo, Camilla, no? Io ritengo che la provincia di Verona e tutto il Veneto si meriti anche dal punto di vista del territorio di mostrare al mondo quello che rappresenta e la bellezza del territorio che abbiamo. La possibilità comunque di poter ospitare un evento di questo calibro può rappresentare solamente che una grande vetrina per l'Italia e per il Veneto in questa disciplina. Anche perché c'è un aspetto fondamentale ed è quello della promozione del territorio, un territorio, quello del Veneto, quello di Verona, in particolare Isola della Scala, che ha davvero molto da offrire dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, enogastronomico. E dobbiamo renderci conto che manifestazioni come queste attirano davvero tantissime persone nel nostro territorio e che spesso poi tornano a rivederlo magari con più calma, con più tranquillità. È così? Sicuramente, perché la bellezza comunque che può offrire la provincia di Verona secondo me non è uguale, sarà un po' di parte, però diciamo che è un territorio e che dispone di appunto percorsi per quella che è la disciplina dell'endurance che sono molto validi, sono percorsi veloci, sono percorsi piani che permettono comunque di offrire a questa disciplina qualità e di dimostrare quello che i binomi possono far valere su questo territorio. Certo. Fabrizio, torno da lei perché dicevamo no, insomma, nel Veneto tantissime manifestazioni di rilievo, anche per quel che riguarda le location. In particolare avete organizzato e si è svolto il primo trofeo Brussa, che si svolge proprio in quest'area naturalistica meravigliosa a Caorle. Anche questo, lo ricordiamo, è un aspetto fondamentale perché in quel caso si trattava di un'area naturalistica davvero senza precedenti, con un percorso, la possibilità di gareggiare in un territorio davvero straordinario, tra laguna, barene, insomma davvero straordinario. Sì, diciamo che aggiungiamo a quello che può essere la provincia di Verona tutte le altre province venete, che il Veneto comunque non ha niente da dimostrare, però il fatto di poter organizzare queste gare che consentono di perlustrare il territorio sia ai cavalieri che alle assistenze, quindi c'è un volano di persone che aiuta sicuramente a conoscere. È un territorio bellissimo, si spazia dalle montagne ai laghi e quest'anno siamo riusciti a organizzare per la prima volta in Brussa. Anche qui c'è un percorso che si adatta in maniera, vorrei dire, splendida a quello che è la nostra disciplina, soprattutto per i cavalli giovani. Abbiamo organizzato nella seconda gara, quella di settembre, una tappa MIPAF, quindi dedicata ai giovani cavalli. Questo fondo ha consentito a questi giovani cavalli, che di solito spesso sono abbinati a giovani cavalieri, di esprimersi al meglio. Il territorio era fantastico perché la Brussa con la Valle Vecchia e tutti i suoi percorsi era
va goduta appieno, ecco, e quindi speriamo di ripeterla questa esperienza, sperando ancora con ancora più partecipanti, ecco. L'obiettivo, lo dico sottovoce, è quello di organizzare per il 2022, comunque poter portare in questa oasi naturalistica anche una gara che magari abbia un respiro più internazionale? Proviamo, non garantisco per il 2022, ma per il 2023 sicuramente. Insomma, gli obiettivi sono tanti e io chiedo a queste due giovani, Anna Ginetto e Lucrezia Bellaccini, che obiettivi hanno per il futuro sportivo? Allora, io sicuramente continuerò a fare gare regionali e spero anche il prossimo anno e in quelli futuri comunque di partecipare alla Coppa delle Regioni per rappresentare il Veneto e poi vedremo ancora per più avanti. E riuscire a coniugare scuola Esatto. e endurance e sport, giusto? Sì. Lucrezia, per te invece? Io sicuramente ho l'obiettivo di continuare a portare avanti sia il mobinomio ma anche la nostra scuderia che sta comunque piano piano crescendo e di continuare così, spero. E allora in bocca al lupo a tutte voi. Grazie a Camilla Coppini, a Lucrezia Bellaccini, ad Anna Ginetto e a Fabrizio Cecchin di essere stati con me qui in diretta sulla pagina Facebook di Fise Veneto e di Ride TV. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, mi raccomando rimanete qui perché abbiamo ancora tanti argomenti, fino a questa sera vi accompagneremo in questa lunga prima giornata di Fiera Cavalli 2021.